Si chiude la regular season di Serie 2 Elite al Pala Livatino. I campioni del Bulldog Capurso ospitano l'Itria. Buon pomeriggio da Davide Menolacina e benvenuti in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5. Ultimo turno, come detto, Capurso che ha già ampiamente raggiunto i suoi obiettivi stagionali. L'Itria invece l'obiettivo playoff ce l'ha ancora, è ancora padrone del proprio destino, ha bisogno però di una vittoria per non dover pensare ai risultati degli altri campi. Vittoria che non sarà semplice contro una squadra che vuole chiudere alla grande davanti al proprio pubblico questo trionfale campionato, una stagione trionfale arricchita anche dal successo in Coppa Italia di categoria. Andiamo a leggere le formazioni in campo, partiamo dall'Itria. Assenti Ricci e Fed quest'oggi, due assenze importanti che tolgono due rotazioni a Bruno. Palazzo, Punzi, Baccaro, Gabriele Semeraro, Rosato, Borseli, Arauco, Antonio Semeraro, la Domada, D'Aversa e Fanelli, 11 giocatori a disposizione. Capurso invece con l'assenza di Micoli si schiera con Lisco, Nardacchione, Garofalo, Dammacco, Perri, Lamas, Mazzei, Primavera, D'Alessandro, Ugas, Nitti e Cuscito. Francesco Chiaffarato ovviamente in panchina. Terna arbitrale composta da Emilio Viviani della sezione di Nocera Inferiore, Domenico Sacca di Reggio Calabria. Il cronometrista invece è Jacopo Giannelli della sezione di Bari. Sarà l'Itria a giocare il primo pallone del match. Andrea D'Aversa, la Domada, Raugo e Punzi insieme a Palazzo, i 5 scelti da Bruno per l'inizio del match. Lisco alla seconda gara da titolare di fila. Invece in casa Capurso, Garofalo, Ugas, Mazzei e Dammacco. Sponda Capurso. Ugas, autore di un gol bellissimo al Palamazzola di Taranto. Sabato scorso una sconfitta in extremis contro la seconda forza del girone. Durante la nostra diretta andremo a dare anche un'occhiata a ciò che accade sugli altri campi. Si gioca in contemporanea per questa ultima giornata alle 15, orario un po' in anticipo rispetto al solito per come sono abituati qui a Capurso. Intanto recupera palla Ugas su Araujo, Mazzei con l'esterno da Dammacco, poi Garofalo. Probabilmente il pubblico arriverà con un po' di ritardo considerando appunto la variazione di orario disposta dalla divisione. Garofalo intanto cerca la giocata personale, si allunga un po' la palla, arriva Punzi a chiuderlo. Rimessa per Mattia Mazzei, arriva Ugas, cerca la conclusione, calcio d'angolo. Ancora Ugas alla battuta. A cercare Garofalo, pizzica di testa Andrea D'Aversa. Rimessa battuta, calcia Mazzei, tocca Ugas, palla fuori. Fallo laterale e non rimessa dal fondo. Riparte Daniel Araujo. Punzi. Buona la palla per la conclusione di La Domada, che termina di poco fuori. Prima occasione che andiamo a segnare sul taccuino del match. Recupera palla l'Itria. Araujo cerca di recuperare il pallone, arriva Ugas a prenderselo, sportellate con Araujo, si lotta sul pallone, Garofalo poi entra in possesso della palla, recupera il pallone bene Garofalo, la palla però va restituita all'Itria perché c'è calcio di punizione.
Punzi sulla palla, potrebbe anche calciare da lì. Lunga rincorsa, Punzi con il destro, tocca Lisco. Litria che rimane in avanti, inizio pimpante per l'Itria. Palla fuori, Punzi ci riprova con il destro, stavolta non inquadra la porta. Rimessa corta di Lisco per Garofalo. Bucata verso Ugas, non la tocca Punzi. Trae in inganno anche Ugas, che però non riesce ad arrivare sul pallone e quindi rimessa in favore dell'Itria. Punzi, Rosato lascia sul posto Ugas, si allunga la palla, recuperata da Garofalo, 3 contro 2, palla per Dammacco, verso il secondo palo, Garofalo non riesce a mettere dentro. Può ripartire l'Itria, Araujo per vie centrali, Rosato, ancora Dammacco che recupera, rimessa laterale. Rosato, dentro anche Antonio Semeraro, un altro 2006 del settore giovanile dell'Itria. Buona circolazione di palla, intercetta Mazzei di Garofalo centralmente, Dammacco, Mazzei, ancora Garofalo, si allunga la palla, Palazzo può recuperarla con calma. Semeraro, Araujo, Rosato, numero di La Domada sulla sinistra, limite dell'area, calcia verso la porta, non la inquadra. Ancora una buona occasione. Rinvio di Lisco, Mazzei. Taglia bene il campo per Ugas. Non si fa saltare Rosato, Ugas poi cerca di tornare da Garofalo. Riconsegna però la rimessa all'Itria. Si muove Araujo, palla per lui, controlla il pallone col mancino, 1 contro 1 con Dammacco, destro, ribattuto da Vito Dammacco. Ancora Araujo, cerca la conclusione, Ugas respinge, rimane in controllo, se la allunga, poi Rosato cerca la deviazione. Lo stesso Capurso che Farato vuole la profondità da parte di Dammacco. Ugas con l'esterno proprio da Dammacco. Rimessa Itria. Rosato verso Semeraro. La Domada ancora Semeraro. Rosato alza la palla a metà strada tra Araujo e la Domada. Pronto a tornare in campo Riccardo Punzi. Mazzei, Garofalo, pressione su di lui, è l'ultimo a toccare. Ancora Marco Rosato, Semeraro, la Domada, Semeraro in avanti per Punzi che sbaglia il controllo, la palla scappa via. Trascorsi i primi 4 minuti del match. Mazzei da Ugas, tocca la palla Punzi, rinvio dal fondo. Dammacco, Lisco non può ritoccare il pallone perché aveva il giudizio dell'arbitro già avviato l'azione. E quindi punizione dal limite dell'area per l'Itria. Araujo e Punzi sul pallone.
Araujo, va da Rosato, calcia Punzi sul primo palo, Garofalo respinge. Rimessa per il Capurso, ha cercato un tocco in più per muovere la difesa all'Itria. Dammacco cerca il passaggio all'indietro, tocco di Rosato, rimessa per il Capurso. Ugas, Mazzei, bel 1-2, ancora Ugas, fermato al momento del tiro, la palla arriva a Mazzei che sblocca la partita, Capurso in vantaggio 1-0. Quattro minuti 27 secondi. E dunque cambia il punteggio. Ad inseguire dopo un buon avvio di partita. Attenzione intanto a questo rischio di Semeraro. Lamas recupera il pallone. Perry scarica per D'Alessandro che da posizione defilata impegna Palazzo. Dentro anche Nitti che tra l'altro oggi festeggia il compleanno. Palla per Perry, ci prova, respinge Palazzo, poi D'Alessandro in possesso. Rosato, serie di tocchi, l'ultimo è di Juan Perry col tacco, ad un passo dalla nostra postazione. Punzi, Rosato, Araujo, tra le linee, grandissima palla per la conclusione di Semeraro che calcia malissimo. Gran tracciante trovato da Araujo. Perry, Lamas, Perry, D'Alessandro, fermato, prova di partire Marco Rosato, costretto però a ricominciare da Punzi. Rosato, Perry ruba il pallone sulla tre quarti offensiva, gran palla destra, D'Alessandro sbaglia il controllo, calcia comunque e trova il 2-0. Capurso che prova subito ad allungare, la firma di Enrico D'Alessandro. .36 sul cronometro della partita. Assist Perry, gol di D'Alessandro. Capurso che mette sui binari giusti il match. Gran giocata di Laddomada sulla sinistra, scarico per i centrali da Semeraro, contrasto con Nitti, ancora possesso Itria, Semeraro sbaglia però, anzi pardon, D'Aversa sbaglia il passaggio verso Araujo, possesso ancora per il Capurso. Lamas, Nitti, Perry, ancora Nitti, pressione su di lui, riesce a liberarsi in qualche modo dalla palla, poi Perry la perde, Laddomada, Araujo vuole calciare centralmente però Lisco blocca comodamente. Lamas, Perry si tiene alla rimessa, Punzi per Araujo sulla destra, torna da Punzi, Punzi, buona giocata, Laddomada verso Araujo che però non riesce a ricevere. Lamas di prima, grande idea per Perry, ha capito tutto Punzi che con la testa mette fuori il pallone. Prepara il time out intanto la panchina dell'Itria. Lamas, D'Alessandro, spazza via Punzi, Lamas per Perry, Nitti, Perry, D'Alessandro,
attacca sulla sinistra, si libera per il tiro che viene ribattuto. Lamas, Nitti di prima, D'Alessandro riceve sulla tre quarti, sbaglia lo scarico per inscivolata. Nitti la tiene incredibilmente in campo, può calciare verso la porta e sfiora il tris. C'è stato il tocco di Palazzo, credo. Infatti viene assegnato calcio d'angolo al Capurso dall'altro lato rispetto a dove si trova Nitti. Buon intervento di Palazzo. Lamas alza il pallone, Perry non può calciarlo di prima, toccata Araujo, ancora rimessa Capurso. Perry, Lamas se ne va sulla sinistra, prova a scaricare ancora per D'Alessandro, a contrasto con Punzi in precario equilibrio, arrivano a dargli una mano la Domade e Semeraro, la Domade in qualche modo, contrasto con Lamas regolare, Lamas fino in fondo, super parata di Palazzo, battuto subito il calcio d'angolo, ancora Palazzo su D'Alessandro. Itria in difficoltà adesso, Lamas recupera ancora il pallone, vuole riprovarci, ancora Lamas, incrocio dei pali e arriva adesso il time out. Dopo 8 minuti del primo tempo si ferma il gioco, Capurso su 2-0. Si torna in campo, 12 minuti, 11:59 per la precisione da giocare dopo il time out chiamato da Bruno da Silva. Araujo tocca Lamas con la mano, giusto? Fischio dell'arbitro. Punizione che va ribattuta nella metà campo offensiva. Adesso sì, Punzi, Araujo ci prova col destro di punta e trova il primo palo. 2-1, Itria che dimezza lo svantaggio. Otto minuti, 17 secondi sul cronometro. Capurso già dall'altra parte, Capurso vicino al 3-0 in più occasioni, che adesso invece si trova sul +1. Punzi, Rosato, Punzi, lungo il pallone, Perry di testa, rimette il pallone però in campo, rischia ma esce alla grande con l'esterno, poi da Lamas, può calciare, Lamas cerca di tornare da Perry, scivolata provvidenziale di Punzi con i tempi giusti, palla in avanti per Rosato che la fa sfilare e poi non può più arrivarci. Bella intensità in questo primo tempo. Abbiamo visto due grandi giocate, una di Perry per uscire da una pressione e l'altra di Punzi per chiudere un passaggio che poteva trasformarsi in assist vincente. Araujo dall'altra parte, controllo di petto, salta Perry, Araujo pensa anche al pallonetto per un attimo, la palla rimane lì, Araujo finisce per terra, tutto regolare, Lisco cerca di prendersi il pallone, ancora Araujo in possesso, scarica fuori da Rosato, ce l'ha sul destro, poi torna sul sinistro, Bruno vuole più velocità nel trasmettere il pallone, Araujo la lascia a Rosato, Punzi, la palla Araujo, servito, Perry tocca, possesso sempre per l'Itria con Rosato, che può anche provarci col mancino, toccano sia D'Alessandro che Nitti, rimessa sempre per gli ospiti, Punzi, cerca il tiro, rischia tanto Nitti, diventa però pallone buono per Perry,
D'Alessandro, Lamas, Perry, D'Alessandro e ancora Perry. Nitti, Perry per Lamas, in avanti da Nitti, buono il controllo, contrasto duro con Punzi, arriva un pizzico di ritardo il fischio, fallo commesso da Riccardo Punzi, poker di cambi per Chiaffarato, Dammacco, Garofalo, Mazzei e Ugas dentro. Lancio in avanti, Palazzo col piattone, ferma la corsa di Ugas, Garofalo, Mazzei, palla ribattuta in qualche modo, allora Punzi, Araujo, gran giocata su Mazzei che però non molla, finisce per terra, la palla rimane lì, Mazzei si lotta ancora sul pallone, poi calcione di Semeraro a Ugas, non c'è fallo, secondo Sacca. Ha preso un calcio al polpaccio Jacopo Ugas, che chiede adesso a Sacca una mano per rialzarsi. Punzi, Semeraro, Punzi e ancora Semeraro. Mazzei prova a rubare il pallone, ci riesce, entra in area, finisce per terra, rigore per il Capurso. Dentro Lamas per Dammacco voleva battere il rigore, poi è entrato però Lamas che è il giocatore prescelto. Può aumentare ancora il suo bottino. 41 gol fin qui in campionato. Araujo contro Lamas, contro Palazzo. Va Lamas e Palazzo è bravissimo con Araujo che le aveva indicato proprio quel lato. Ugas calcia senza però riuscire a inquadrare la porta e si rimane sul 2-1. Rosato in avanti dall'altra parte per Araujo, entra in area di rigore, se l'allunga. Lisco, partito da Macco, lancio per lui, non ci arriva, quindi rimane a quota 41 gol, saldamente in testa classifica dei marcatori Nicolas Lamas. 10 in meno per Araujo, adesso in possesso, che da 30 è passato a 31 in questo pomeriggio. Punzi, palla dentro, fermato al momento del tiro Semeraro, che poi cerca di restare in possesso, finisce per terra, si prosegue, gran confusione, palla scaricata verso Punzi, ricomincia da Palazzo che deve liberarsi del pallone, mentre Mazzei è rimasto per terra. Vediamo se c'è bisogno di un intervento medico, probabilmente va in panchina per permettere a Primavera di entrare nel match e nel frattempo si verificheranno anche le sue condizioni. Garofalo da Ugas, prova a scappare sulla destra, va a contrasto, poi c'è fallo di Antonio Semeraro. Ugas non la prende benissimo, arriva un richiamo. Colloquio anche Garofalo in qualità di capitano. Adesso si riparte proprio con Garofalo che scambia con Dammacco.
prova il numero, si porta la palla oltre la linea laterale. Dammacco intercetta, Punzi spara via il pallone sui piedi di Garofalo. Ugas sulla destra, ancora Ugas numero, Ugas sulla linea di fondo. Grande giocata. Palla fuori, bellissima però la preparazione di questo tiro. Punzi per Rosato, Araujo, Punzi. Palla all'indietro, sbagliata da parte di Antonio Semeraro che regala calcio d'angolo a Capurso. 7 minuti 24 secondi da giocare in questo primo tempo. Angolo per Garofalo. Dentro da Primavera che prova a metterci la testa. Araujo. Rosato. Araujo. Bucata. Addome, prova a girarsi, calcia col mancino. Non trova la porta, continua a essere però uno dei più vivaci in casa Itria. Dammacco. Garofalo. Gran palla in avanti per Dammacco che è solo contro Palazzo. Con il destro, Dammacco finta. Dammacco, Palazzo la blocca. Rosato. Garofalo. Da Ugas. Tocco con la mano di Laddomada. Corretta anche questa chiamata di Viviani. Quarto fallo dell'Itria. Garofalo scarica un po' corto. Dammacco con un rischio. Tunnel però su Araujo e poi Ugas può andare. Tante finte. Ugas con il destro. Ancora un gran gol. 3-1 di uno scatenato Jacopo Ugas. (13:53) nel corso del primo tempo. Rimessa laterale per l'Itria. Garofalo scambia con Nicola Primavera. Tanto Futura avanti 3-0 sulla Ternana. In questo momento sarebbe la Polisportiva Futura quinta in classifica e qualificata ai playoff. Da capire anche l'incrocio, perché c'è il Taranto sotto 1-0 con la Lazio e Pescara che vince a Melilli. Praticamente dal secondo al quinto posto può ancora cambiare tanto rispetto a quella che era la classifica prima dell'inizio della giornata. Punzi. Dammacco vicino a rubare il pallone, non ci riesce. Rimessa per l'Itria. 5 minuti 5 secondi dalla chiusura del primo tempo. Dammacco adesso riesce però a rubare la sfera. Palla dentro, ancora a cercare Primavera, messo male con il corpo. Poi torna Garofalo il pallone senza però riuscire a inquadrare allo specchio il suo tiro. Punzi addosso a Primavera, si tiene alla rimessa dal fondo e approfitta anche per fare il cambio con Araujo.
Rosato lancia in avanti, palla direttamente però in rimessa laterale. Dammacco, Garofalo, Mazzei, Dammacco in area di rigore, scarico per Mazzei, palla buona per Garofalo sulla destra che cerca il passaggio per Dammacco, intercettato da Rosato. Ritmo che si è un po' abbassato in questa fase, complice la stanchezza e anche il caldo. Palla a cercare Marco Rosato, anticipo di primavera, Rosato arriva comunque sul pallone e impegna Lisco, anche se non viene assegnato il calcio d'angolo. D'Alessandro per primavera intanto e Perry per Garofalo. Ampie rotazioni per Chiaffarato, giustamente per coinvolgere tutti i giocatori protagonisti di questa stagione, anche chi ha avuto un minutaggio un po' più corto. Lamas per D'Alessandro liberissimo sulla sinistra, 1 contro 1 con Araujo, arriva anche Semeraro a dare una mano, poi la Domada. Araujo, Taversa, Araujo, palla un po' corta, non ci può arrivare Rosato. Lamas, Mazzei, Perry, dentro per Lamas che ha spazio per andare, ancora Lamas, Lamas vuole liberare il destro, lo chiude Araujo. Duello tra i due miglior marcatori del girone B di Serie 2 Elite. Perry per D'Alessandro, Mazzei, conclusione col sinistro, d'un passo dal palo. Colpito una delle balaustre posizionate dietro la porta alla nostra sinistra. Rosato, buona la palla per la Domada, con l'esterno per Araujo che non stava però accompagnando l'azione. Rimessa Capurso, Lamas, Perry, Araujo, contrasto con Lamas, intercetta il pallone D'Alessandro, anzi Mazzei, palla per D'Aversa, Perry intercetta, può partire Perry, ancora Perry, fermato, forse con un fallo, si è fatto male, fallo alla fine arriva, ed è il quinto commesso alla litra. Perry però ha inchiodato un momento prima. Toccato sul tallone. Rimane però in campo, dunque tutto ok. Vorrebbe chiamare il timeout la panchina del Capurso e arriva prima del calcio di punizione, dunque Perry lascia il punto di battuta e torna verso la sua panchina. 2 minuti 23 secondi all'intervallo. Si torna in campo per il calcio di punizione per il Capurso.
Vediamo se Perry cerca direttamente la porta. E così, Palazzo è bravissimo però. Mazzei la battuta del calcio d'angolo. Dentro a cercare D'Alessandro. Difesa dell'Itria che non segue. E arriva la doppietta per Enrico D'Alessandro. 17:58. Triplo vantaggio per il Capurso. Punzi. Araujo. Per in anticipo. Palla sfila però via. Punzi. Non riesce a scaricare all'indietro per Araujo. In questo momento con il Pescara in vantaggio 5-1 a Melilla avremmo appunto il Pescara secondo, Taranto terzo, sotto 1-0 con la Lazio, anche se manca tanto. Melilli quarto e Polisportiva Futura quinta. Ma siamo ancora prima della metà delle partite, quindi per i verdetti finali c'è da attendere. Araujo di prima sulla corsa di Rosato, bella la palla, Rosato col sinistro, Paralisco D'Alessandro. Mazzei per Lamas. Mazzei. Lamas da Perry. Alza il pallone, grande il servizio per Mazzei a contrasto con Araujo. L'ultimo tocco è di Mattia Mazzei. Entrato anche Gabriele Semeraro, maglia numero 9. Commette fallo su Perry, arriva tiro libero per il Capurso. Sesto fallo. Sul dischetto del tiro libero va Juan Perry. Si muove Palazzo che ha già respinto un rigore. Va Perry con il destro e segna l'ennesimo gol sul calcio piazzato della sua stagione. 5-1 Juan Cruz Perry. (19:22). Lamas all'indietro, Perry l'alza a cercare Mazzei che prova con il tacco. Araujo. Perry fa sfilare verso l'Isco, passivo che si è allargato tantissimo negli ultimi minuti del primo tempo. Lamas. Mazzei dentro per Lamas in area di rigore, non riesce a calciare. Punzi concede corner. Anzi no. Araujo vuole accelerare. Salta Mazzei, Araujo, buona palla per Rosato. Suona la sirena, finisce la prima frazione. 5-1 Capurso con gol di Mazzei, doppietta di D'Alessandro, Ugas e Perry su tiro libero di Araujo. Il momentaneo 2-1 è tutto, ci risentiamo per il secondo tempo.
Iniziato in questo momento il secondo tempo di Capurso Itria, 5-1 il punteggio al Palalivatino dopo 20 minuti effettivi. Capurso con Lisco, Garofalo, Mazzei, Ugas e Dammacco. Itria invece in campo adesso nella ripresa. Attenzione, intanto secondo prima Mazzei. Dammacco cerca il destro. Conclusione in porta. Primo intervento della ripresa di Palazzo. Itria, dicevo, con Palazzo già citato, Laddoma da Punzi, Araujo e Andrea D'Aversa. Fedde e Ricci assenti nell'Itria, mentre Nicoli non convocato nel Capurso. Dammacco, Mazzei non riesce a controllare Laddomada, palla recuperata da Dammacco. Mazzei, Garofalo la gira verso Ugas, ancora di prima, palla colpita non benissimo, Punzi non riesce a tenerla in campo. Mazzei, Garofalo, Dammacco, ancora Mazzei e Dammacco, Garofalo, fermato Dammacco, buona giocata di D'Aversa che mette il pallone all'incrocio. 5-2, torna a -3 l'Itria. Minuto e 20 nel corso della ripresa. Ancora Araujo, può calciare Mazzei a contrasto, poi Garofalo libera l'area di rigore, il pallone però viene riconsegnato all'Itria. Araujo, Mazzei lo ferma. Punzi, Laddomada, Punzi, anticipo di Ugas, sfida Punzi, Ugas col mancino sull'esterno. Ancora Laddomada, Punzi, D'Aversa per Punzi, prova a saltare Dammacco che si trascina però fuori. Ancora Dammacco a spazio, finta il destro, scappa via il pallone. Allora Punzi, Araujo, Laddomada, prova a saltare Mazzei, Garofalo guadagna fallo laterale. Dammacco fermato da D'Aversa, limite dell'area, calcia ancora, parata di Lisco e arriva Araujo a metterla dentro, doppietta e 5-3. .40. Garofalo, ancora un rischio. Punzi dalla distanza, Lisco protegge il primo palo, entrata molto bene in campo la ripresa la squadra di Bruno. Mazzei allontana verso Ugas, compagna Dammacco, Ugas viene fermato da Rosato. Mazzei, serie di deviazioni, grande anticipo di Punzi su Dammacco, recupera anche l'equilibrio Riccardo Punzi. Araujo, dentro da Rosato che non riesce a calciare quello che poteva essere il pallone del 5-4. Dammacco dall'altro lato, Dammacco, la palla è buona, Ugas da pochi passi non inquadra la porta. Non ci stiamo annoiando sicuramente qui al Livatino. Punzi, palla alzata da Araujo, chiama palla Punzi, arriva il pallone, Mazzei però è in vantaggio.
rimessa laterale, anzi calcio d'angolo. Rosato per il sinistro di Araujo che colpisce con l'esterno dall'alto, anzi dal basso verso l'alto. Garofalo, Mazzei, torna da Garofalo, poi Jacopo Ugas, Garofalo, contatto, fallo di Francesco Baccaro, 2008 appena entrato. Tanto Futura sul 6-0 contro la Ternana. Litria sicuramente dovrà contare solo su se stessa e non nei risultati degli altri campi per provare a centrare i playoff. Baccaro cerca la conclusione, parata di Lisco. Marco Rosato, la Domada chiama il pallone, calcia, intercetta Garofalo, Araujo in rovesciata, sfiora il 5-4. Torna in campo Perry, Lisco per Lamas, Perry, Lamas, ancora Perry, Lamas se ne va sulla sinistra con l'esterno, Rosato intercetta, prova a far proseguire l'azione Garofalo, non trova però il modo di servire i compagni. Rosato, Araujo controlla col petto, Baccaro, Araujo in avanti, Perry intercetta, Rosato recupera il possesso, serie di rimpalli, Lamas entra in controllo del pallone, poi Garofalo, ancora possesso per l'Itria, entra in campo anche Dario Nardacchione, rimasto in panchina fino a questo momento. Perry intercetta, Araujo ci prova! Gol strepitoso di Araujo, tripletta personale, 5-4, gol incredibile. Cinque minuti 27 secondi. Colto di sorpresa anche la nostra regia questo gol. Intanto Nardacchione a rimorchio, arriva Lamas, cerca il tiro, Palazzo, Rosato, Perry col petto, intercetta il pallone alla Domada, poi Lisco allontana addosso a Baccaro, la Domada non fa fallo secondo l'arbitro, ancora la Domada calcia, Lisco evita il 5-5. Inizio di ripresa clamoroso da parte dell'Itria. Lamas e Nardacchione. Rosato recupera la sfera. Lamas, Perry, Nardacchione all'indietro, sulla sinistra Nardacchione, è rimessa laterale. Perry, Nardacchione, da Alessandro, Nardacchione calcia, deviazione, autorete di Baccaro, 6-4, il Capurso torna sul +2.
6 minuti 3 secondi. Autogol di Baccaro, perché il tiro di Nardacchione non era diretto verso lo specchio della porta. Non cambia nella sostanza. Capurso che trova il gol che permette di tornare sul +2. Lamas. D'Alessandro. Lamas di prima per Perry, è partito d'Alessandro. Perry sceglie di andare corto da Lamas. Ancora Perry. Nardacchione, palla per un attimo toccata dalla Domada. Nardacchione da Perry. Intercetta Punzi con un braccio. Fruizione Capurso. Nardacchione da Perry. D'Alessandro. Perry. Nardacchione. D'Alessandro fa sfilare la Domada. Perry chiude la strada da quella parte. Punzi. La Domada. Arriva Perry, gliela calcia addosso. Fallo laterale per il Capurso, bisogna recuperare il pallone. È dietro la panchina di Chiaffarato. D'Alessandro per Nardacchione. Rabona per servire Perry. Ancora Nardacchione. Palla all'indietro, Lamas. Perry. Lamas. Alessandro prova a prendere posizione su Punzi, che è bravo a fermare anche l'eventuale arrivo di Lamas. Concede però fallo laterale. Perry. Lamas. Perry di prima per D'Alessandro. Salta Punzi. D'Alessandro per la tripletta. Non inquadra la porta. Araujo. Punzi in avanti. Perry di testa. Ferma Andrea D'Aversa, che sognava già il controllo del pallone. Punzi. Buono scarico. D'Aversa entra in area. Gran giocata D'Aversa. Ancora Perry prima di Punzi. Araujo. D'Aversa numero. Rosato cerca la porta. Lì scopara. Perry si mette a copertura della sfera. La calcia lontano direttamente dalle parti di Palazzo. Araujo riporta il pallone nella metà campo offensiva. Rosato. D'Aversa cerca un varco. Contrasto con Nardacchione. Per un attimo ha messo il fischietto in bocca. Sacca poi si è fermato. Bruno non prende bene questa mancata concessione del calcio di punizione. D'Alessandro in avanti. Rosato intercetta per un 3 contro 3 Itria. Scarico centrale. Araujo finta il tiro. Palla arriva ancora Rosato. Intercetta per il calcio d'angolo. 9 minuti e 59. Iniziato l'ultimo quarto di gara. Palla dentro Punzi. Vicinissimo al 6-5. Per ritrova la deviazione di Rosato. Garofalo scambia con Lamas, scarica verso Nardacchione. Garofalo. Perry. Ancora Nardacchione.
Fermato da D'Aversa, ancora D'Aversa per intercetta la conclusione. Grande partita del 2009, ve lo ricordo. Punzi a spazio con il destro sul secondo palo, Garofalo allontana, palla ancora per Punzi. D'Aversa. Punzi sulla sinistra, ha un po' di spazio, prova con la punta a cercare il primo palo. Lamas. Perri di prima, Garofalo. Lamas rischia un po', riesce a liberarsi da marcatura di Rosato, numero anche su D'Aversa. Ancora Nicolas Lamas. Vuole andare a calciare a tutti i costi Araujo Lomura. Nardacchione, ancora Lamas, duello sempre con Araujo, non passa stavolta. Nardacchione, gran giocata, arriva Araujo a sparare via il pallone che Lisco ha già rimesso in mano a Perri, poi contatto giallo per Nardacchione. Con il gioco che era rimasto attivo c'è da fare un po' di chiarezza. Panchina dell'Inter che voleva qualcosa in più per Nardacchione. Tra l'altro non credo sia stato nemmeno fischiato fallo, quindi se il pallone fosse entrato in porta credo sulla giocata di Perri sarebbe stato anche gol. Infatti si riparte da rinvio dal fondo. Giallo anche per Convertini. Si riparte con rinvio dal fondo dunque. D'Aversa. Rosato di prima per Punzi che non la tiene in campo. Rimessa per Garofalo. Si muove proprio Nardacchione, la palla invece per Lamas. Nardacchione. Si accentra, la palla arriva a Garofalo. Ancora Nardacchione a lottare. Rischia, anzi perde alla fine il possesso. Punzi. Araujo. Punzi. La Domada, bella giocata. Prova a saltare anche Lava se ci riesce. Scarica per Rosato che perde l'attimo per calciare. E poi si fa male forse in allungo. Mi ha richiamato l'intervento medico. Si è stirato probabilmente Rosato e non crampi. E quindi devono entrare i sanitari. Mentre poi chiede Litra continua a chiedere spiegazioni sul episodio precedente con protagonista Nardacchione che è stato ammonito. Abbiamo intanto il 6-0 del Giovinazzo sulla Roma e il 7-0 della Polisportiva Futura sulla Ternana. Come ultimi aggiornamenti dei campi, Lazio avanti 2-1 sul Taranto e Cusmolise sul 6-2 contro la Tombesi Ortona. Gioco che riparte con Litra che restituisce la palla. Garofalo per Lamas. Perri e Lamas.
Perry, Lamas, Garofalo torna in controllo della palla, lancia per Ugas che non riesce a controllare però il pallone. Baccaro e Araujo. Tocco di Lamas, rimessa per l'Itria. Palla in avanti Punzi, anticipato bene da Lisco. Entrato pulito sulla palla. Baccaro. Punzi. Araujo. La Domada fa sfilare, forse commette fallo su Garofalo, no, si prosegue. Palla che rimane ancora in campo. Perry può far ripartire. Buona palla per Lamas che si dimentica però il pallone, non lo controlla bene. Araujo. Baccaro. Lamas recupera. Ugas. Perry. Lamas. Garofalo. Con l'esterno Araujo intercetta. La palla è per Perry. Subito di prima per Lamas. In area di rigore. Lamas! Fa 42 in campionato. 7-4 Capurso. Minuto numero 13:36. Torna su un vantaggio cospicuo il Capurso dopo la prima parte di secondo tempo tutta di marca Itria, o quasi. Siamo andati dal 5-1 al 5-4. Garofalo sulla destra, cerca la porta, attraversa. Itria che prepara il time out. Baccaro. Punzi. Gran palla per Araujo, controllo orientato, cerca la porta, Lisco ci ha messo le mani. Time out che arriva adesso per l'Itria. Itria con il quinto di movimento tra poco. C'è Punzi che sta indossando la maglia rossa per sostituire Palazzo. Punzi è proprio lui che va a battere questo calcio d'angolo. L'alza per D'Aversa. Araujo fa il vertice basso in questo primo possesso con il quinto di movimento, che però termina rapidamente. Perry vuole subito calciare in porta, ha preso la mira, calcia in porta e lui non sbaglia mai. Juan Perry, 8-4. Minuti 21 secondi. Rosato.
Araujo. La domanda Araujo. Poi Rosato. Ancora Daniel Araujo. Cerca spazio per il tiro, la palla termina sul fondo, è partito Lamas, Lisco lo va a cercare, Lamas cerca di pizzicare il pallone, alle sue spalle c'è Araujo. Perry, Garofalo. Numero di Ugas sulla sinistra, si accentra, cerca anche la porta, non va lontano. Un altro gran gol con giocata personale. Araujo. Punzi, Araujo, Rosato, ancora Araujo, Araujo ancora, davanti per Rosato, conclusione murata, Lisco può pensare anche lui a calciare in porta, colpisce male. Capurso che rimane nella propria metà campo difensiva, dunque non c'è bisogno dell'ingresso di Punzi per la rimessa dal fondo. Si ricomincia, Araujo porta la palla dall'altra parte, Rosato e Araujo. Ancora Rosato, Araujo. Rosato sulla linea di fondo a cercare D'Aversa, fermato da Juan Perry. Fallo laterale. Palla all'indietro, Araujo controlla di petto. La domanda. La gira verso Punzi, palla rimorchia intercettata da Dammacco, Araujo cerca il tiro, ribattuto, ancora Itra in possesso, Rosato per Araujo. Sbaglia lo scarico, vediamo se ci riprova Perry. Cambio di rimessa però, che Garofalo non l'ha battuta correttamente, 3:49 da giocare. Punzi da Araujo. La domanda dall'indietro, Araujo. Rosato. Ancora Araujo. Palla dentro, la Doda fermato da Lamas con fallo. Time out chiesto dal Capurso. Si torna in campo. E 28 a giocare, spazio anche per Cuscito tra i pali. (2007) il giovane portiere che chiuderà di fatto tra i pali questa stagione per il Capurso. Dammacco litiga con la palla, se la porta fuori. Rimessa per l'Itria. Araujo. Rosato. Araujo. Punzi. Araujo. Palla dentro, Perry tocca, calcio d'angolo.
la scaricata indietro per Araujo. Vediamo se ci riprova dalla distanza. Sì, Cuscito para dopo una deviazione. Lancio in profondità per Lamas, che vuole metterla verso la porta. Trova anche la misura giusta, ma c'era Araujo in copertura, che adesso controlla il pallone a centrocampo. Punzi, ancora Araujo. Lamas gli ruba il pallone, può andare verso la porta. Lamas per il 9-4 del Capurso. Sono 43 in campionato. (17:35). Partita ormai chiusa. D'Aversa, Araujo e la Domada. Ancora Araujo. D'Aversa con la punta verso la porta. Parata di Cuscito. Rosato per il 9-5. Trova l'angolo giusto. Torna in campo Semeraro proprio per Rosato. Lamas scappa via sulla sinistra. Scarico per D'Alessandro. Chiusura di Gabriele Semeraro. Palla fuori per Lamas. Dammacco respinge Palazzo. Ancora Lamas. Dammacco fuori per Mazzei. Ancora Dammacco, palla deviata. La Domada può andare dall'altra parte. Dammacco prova a rubare il pallone e ci riesce. D'Alessandro per Lamas. Dammacco torna verso la sua area di rigore. Va da Cuscito. Scarico per Mazzei. Di prima per D'Alessandro. Contatto con la Domada senza fallo. Araujo per Borselli, anche lui 2009. Araujo. Dammacco. Scappa sulla sinistra. C'è Mazzei ad aspettare il pallone sul secondo palo. Non riesce a trovarlo. D'Aversa rischia di perdere il pallone. Rimessa laterale in zona offensiva per il Capurso. Dammacco, buona la finta, cerca il sinistro, sfiora l'incrocio dei pali. Rinvio di Palazzo, lancio in avanti. D'Aversa, ad Alessandro allontana sul petto di Dammacco, accompagna ancora Lamas. Dammacco, palla un po' lunga, infatti Lamas non ci arriva. Araujo, controllo orientato col petto. Vuole andare sul sinistro per calciare, D'Alessandro non glielo concede, cerca e trova comunque lo spazio Araujo. Non inquadra di poco la porta. Dammacco ruba il pallone, non riesce a passare su Semeraro. Mazzei in avanti, palla che filtra. Ancora 15 secondi da giocare. Lancio in avanti, Mazzei col petto. Attacca per vie centrali. Dammacco, fermato da Semeraro. Ancora Dammacco, però se la va a riprendere. Dammacco con il sinistro. Respinge Palazzo.
Dammacco con la punta, lontana Palazzo, suona la sirena, finisce la stagione regolare, finisce 9-5 il derby tra Capurso e Itria. Grazie per averci seguito qui in diretta dal Livatino. Buona serata da Davide Nolascina.